Bella raga, ciao a tutti dal Cuendone veneziano. Allora siamo 30 vittorie, 14 sconfitte, stiamo andando benissimo, siamo primi, adesso abbiamo l'All Star Game per la vittoria con Chicago, ragazzi, si gode. Qua abbiamo le matricole, possiamo fare Ok. Com'è andata? Possiamo vedere? Allora, Bark, vabbè, qua chi se ne fotte. Io direi sinceramente provare, dai, proviamo a fare partito da 3 solo se ci siamo, ovviamente. Allora, CPU, Ornasek, Kumenda, Reggi. C'è solo Jeff Ornasek, perfetto. Vai. Go, go, go. Hersan Morgan. Ok, 24. Vediamo di far meglio rispetto all'altra volta. Vediamo se ci riusciamo. Porca puttana. Glenn Rice. Il mitico Glenn. 21 il mitico Glenn. Jeff Hornacek. Vai, vai Jeff. Dobbiamo dominare. È difficile, raga, è difficile far veloci usci. Sono una pippa atroce, raga. Sono una pippa. Sono una pippa. Sono una pippa. Niente, non riesco proprio. Questi andiamo un po' più calmi. Sbaglio anche questo. Solo rete one cut. Niente, non riusciamo a metterne fei. Mi dispiace, Jeff. Ti faccio perdere sempre. Siamo a 5 punti, che bello. Ma guarda che proprio niente c'ho. In partita alla grande, qua one cut. Scusami, Jeff. Scusami, Jeff. Mamma mia. Crisi nera per Ornas che fa solo 6 punti all'ultimo carrello. Niente. Basta, non lo faccio più, porca puttana. Mamma mia, vomitatevole, vomitatevole. Ciao. Guarda, a sto punto, dai. Sì, perché è veramente ingiusto fargli fare queste figure. Allora. No, non me lo dice, vabbè, non capisco perché. Va bene, ciao, 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 ciao. Io direi di andare a sto punto contro i Bullets. Andiamo, niente, proprio sono incapace. Simula partita, vai. Siamo a Phoenix. Siamo a Suns, siamo ragazzi, siamo a Suns. Cazzo, le stiamo prendendo. Qua idea che sarà dura recuperare. E cominciamo con una bella sconfitta. Molto bene. Sconfitta in casa che non ci voleva. Anche qua non stiamo di certo andando bene. Siamo punto a punto, ragazzi, punto a punto. Sette di vantaggio e la andiamo a vincere abbastanza tranquillamente. Vai, siamo sempre in casa. Punto a punto. Punto a punto, 94-196, un piccolo vantaggio dai ragazzi, portiamocela a casa. Che voglio fare i playoff. Perfetto, vediamo un attimo il tabellone. Barclay sta sempre andando bene, ma Leonas e tutti gli altri, perfetto, dai. Tutto regolarissimo. Contro i Clippers. Se non c'è bisogno del cume qua va bene. Punto, 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 quarto, quarto. Massacrati, massacrati.
Very good. Allora, poi tutti quelli che dovevamo guardare li abbiamo visti, ormai siamo tranquilli, tanto non è affar nostro. Siamo contro Miami. Abbiamo cominciato a bomba, li stiamo doppiando praticamente. Godo. Dai che Phoenix c'è, ragazzi. Phoenix sembra un bel anno. L'aggiunta di Barkley ovviamente ha portato quel tocco importante. Siamo partiti malissimo, mamma mia. Sarà dura rimontarla. La stiamo un po' rimontando. Cazzo, andiamo addirittura in vantaggio. Phoenix devastante. Phoenix devastante. Ai, siamo là però. Siamo là. No. Vai. 2 punti. È bene intervenire. 100 Phoenix, 98 Portland. L'unica roba che è sbagliata del campo è che teoricamente dovesse il logo già come la maglietta. Meyerly. Niente da fare. Stoppata di Dumas, grandissimi ragazzi. Longley. West. Bellissimo. E Luke Longley l'appoggia alla tabella. 9-8, 102, si gode. Si gode ragazzi. Time out, cominciamo il time out. Longley, gasatissimo Luke. Gasatissimo Luke. Molto bene, molto bene. Stiamo attenti perché chiaramente la vetrina è finita, basta una tripla e tutto si riapre. E stop, e rimbalzo di Longley. Vai Charles, ragiona Charles. E la dà Dan Meyerly. Meyerly per chiuderla. E il ferro sputa, porca trota. Bravo Dumas, bel rimbalzo. Hornacek, ragazzi devo prendere la mano, da 2 o 3 giorni che non gioco perché con FIFA. Bella. 2 punti di vantaggio. Vai Charles. Charles Barkley entra e la appoggia, grande Charles. Super Fanta Charles, super Fanta Charles. E Longley la recupera, Luke, la dà Meyerly, Charles, entra Charles, e grande Charles. 6 di vantaggio, 6 di vantaggio. Dai che ci portiamo a casa anche questa. Bello, 4 di vantaggio. Hornacek 28 punti e 5 assist, però ho bisogno della tripla ignorante per piacere. Barkley fa bellissimo e Jeff e la sputa ancora ragazzi, mamma se è dura, mamma se è dura. Bello, di nuovo 2 punti, sono stati attenti, altro che triple. Dan Meyerly. Longley fa il blocco, Meyerly entra. No, che mattone, bruttissimo sto mattone, la stiamo riaprendo. Grandi, fallo, ma bello, ancora Dumas. Solo rete. Questo è il classico mattone, un possesso di vantaggio. E già Hornacek, cosa ha recuperato Hornacek?
Non ci credo, e poi facciamo la cappella, era per perdere tempo, ho potuto fare anche la tripla, vabbè, ero da solo. Però non sono molto in forma con le triple, quindi meglio a sto punto, meglio così. Fallo, ovviamente fallo, basta metterne uno ed è fatta praticamente. Mamma mia, mattone di Maierli. La seconda va benissimo, benissimo, benissimo. 4 di vantaggio. 4 di vantaggio. Prova una cosa impossibile e arriva, purtroppo non arriva al rimbalzo. 5 secondi, 4 di vantaggio dai fiori. No! Mamma mia, se metteva la tripla no cazzi. Ha 3 tiri liberi però fallo che potevamo non concedere, vabbè. Primo va. Secondo va. Terzo è il mattone clamoroso, Longley buttala via, fallo su Longley, un secondo. Ti prego mettimeli Luke. 0 su 2 di Longley. Va lo stesso, vinciamo di 2, ma quanta sofferenza, raga. Dai, portata a casa però, questo era l'importante. Contro i Clippers. Siamo LA, siamo. Los Angeles sono in vantaggio. Non di tantissimo però. 102, 103. Adesso li avevamo massacrati negli ultimi minuti. Mamma mia, stavano un po' riprendendo, meno male. Vai Houston. Allora, chi è morto? Ok. Sì, però qua abbiamo comunque, stanno tutti migliorando, comunque Long, bene, bene. La gente migliore, Beppe, la gente migliora. No, cos'è che ho sbagliato? Allora, vai. Siamo a Houston. Anzi, siamo a Rockets, dai, siamo a Rockets, signori, siamo a Rockets. E si domina Rockets. Perfetto. Siamo a San Antonio. A San Antonio, signori. San Antonio è sempre in vantaggio, purtroppo non di tantissimo, siamo pari adesso punto a punto, punteggi altissimi. Bene. Bellissimo parziale. E si gode anche questa. E godo. Che palle, oh. Rottura di Maierli. Sì, lo so, Maierli. Mettiamo Sprewell. Dogoglioni. Allora. Ok. Perfetto, purtroppo Maierli fuori. Cos'è che minuti rimasti 19, sì, giusto. Sono la classica pippa obesa.
Allora, questo va fuori dai coglioni. Allora, Mili. Devo fare qualcosa in più, però, non abbiamo delle rotazioni perfette, vai. Proprio per prendere Barkley abbiamo sacrificato un po' di riserve, ci sta. Ok, quarto, siamo punto a punto con i Nuggets, vediamo se riusciamo a fare come sempre la parte finale alla grande. Siamo là oggi, siamo là. Entriamo noi, perdiamo i due a Nuggets. Vai. Il primo lo mette purtroppo. Il di Campbell, il secondo lo sbaglia Godo. No, sbaglia. Sprewell e Johnson sbagliano. Qua so cazzo. So uccelli senza zucchero, raga, purtroppo. E possiamo andare, grazie. Dai. 2 minuti sono tanti, possiamo tranquillamente recuperare. Barkley. Charles Barkley. Longley. Cos'è successo? Zio che... La pippa cubendiana continua. Comunque Johnson una fasciatura, se no si è fatto male. Ciao. Questa la perdiamo, idea. Hornacek. Non ne metto più una da 3, meno male che Longley le prende praticamente tutte. Bravo Luke. La perde, non ci... sì. Barkley. Hornacek dall'angolo. Vabbè, ma non entra a mezza però. Non entra a mezza, che sfiga. Devo perderla praticamente. Questo è il risultato. Barkley, bravo qua. Bravo Charles, però 5 punti sono tantini. 5 punti sono tantini. Anche questa mettono. No, questa no, per fortuna. Ma zio cane, Sprewell, ma dai, se la butta fuori. Ma se la butta fuori quel coglionazzo di Sprewell. Questa è una sconfitta fastidiosissima. Sconfitta fastidiosissima. Vaffanculo. Era un mattone questo e comunque lo mette dentro. Niente, non va più una porco zio di tripla. Non va più una porco zio di tripla. Ciao, guarda, vaffanculo, va. Vaffanculo. Ah no, ho sbagliato, scusate. Allora che vinta, andate a cagare allora. Intanto mi sbaglio. È guarito. Allora, Sprewell.
per Maierly. Però mettiamo a Sprewell, lo abbassiamo a 17. No, c'è qualcosa che non va. Ok. Maierly. Benissimo, però 20 minuti sono comunque troppo pochi. No, Dumars, ecco, il problema è Dumars, il problema è Dumars. Ok, no. No, aspetta, facciamo così. E abbassiamo un po' Sprewell. Ecco, in modo... Sì, ma così fa pochi minuti però. Vai. No, facciamo 16 e abbassiamo un po' Maierly allora. Ok, perfetto. Dai, così può andare. No, però abbiamo ancora 8 minuti da assegnare. Longley e Dumars. Ok, vai. Questa NBA è dura, questa NBA. Questa sembra una vittoria facile, una vittoria scontata. Classica vittoria libidinosa e godo. Come siamo a minuti 21, siamo regolarissimi, godo, godo. Terzo quarto. Siamo a San Francisco. Bella vittoria. In casa con Utah. Quali stiamo prendendo, parecchi punti di svantaggio. 106, questa è persa. Ci sta. Ok, un vantaggio insomma non altissimo, ma c'è. Bisogna monitorare, raga, si monitora qua. Ok, la vittoria sembra arrivare e arriva. Oh madonna, che palle. Non ce ne fotte molto, non era neanche in... le stiamo prendendo a bomba da San Antonio, megoglioni. La vedo dura a recuperare. Beh, questa è persa, però siamo messi bene. Ok. Facciamo l'ultima con Los Angeles. No, beh, abbiamo ancora un po' di margine, dai. Abbiamo almeno la mezz'ora di video. Los Angeles sta vincendo, cerchiamo di non calare adesso, raga. Non caliamo adesso. Arriva la sconfitta. Proviamo a subentrare, ma la vedo dura. Palla per lei. Ecco che aveva un problema, Johnson. Le finali di conference dell'anno scorso. Peccato. Brutto errore. Niente da fare. No, ho sbagliato.
Perdiamo, come giusto. Giocato mai, cioè, visto che la squadra era mai prima, mai davanti. Dobbiamo svegliarci, perché po' di sconfitte in sto finale di season. Voglio vincere la conference, raga. Cioè, voglio vincere la mia division e voglio vincere anche la conference. Voglio andare in finale, cazzo. Voglio affrontare Michael Jeffrey, perché la finale sarà quasi certamente con Michael Jeffrey. A questo punto arriviamo alla fine. Arriviamo ai playoff alla fine, cioè. Non ci costa nulla. 5 di svantaggio. No, non recuperi più queste purtroppo. Mamma mia, vediamo un po' le classifiche. Allora. Siamo primi nella nostra conference, con un buon vantaggio, ma niente di mostruoso. Premi stagione. Ci siamo anche noi. Contro Seattle, se vogliamo però vincere e fare il record a Ovest dobbiamo... vedi, ne stiamo perdendo troppo, siamo in difficoltà in questo finale. Siamo in difficoltà. Troppe sconfitte. Dai, non possiamo crollare alla fine, porca miseria. Altra sconfitta, incredibile. Ci stiamo giocando tutto alla fine, che bello. Squadra stanca probabilmente. 3,94. Dobbiamo entrare, però non è che detto che vinciamo. (102-102) Fioi, calma. Bravo West, non me la puoi sbagliare. Barkley. Non ci credo Barkley sbaglia. Niente, la squadra è a pezzi. Finale di stagione veramente inconcepibile. Niente, Johnson, sta fasciatura non sta bene Johnson, Bravi. Bravo Johnson, bravo Johnson. Bravo, no, non ci credo. E Barkley la ruba, da fenomeno Charles. E prende il fallo, il tiro libero supplementare. Grande Barkley, grande Barkley. E mette anche il punto, bella. Mette il tiro libero supplementare. Quanto godo. La libidine è pura. 5 di vantaggio per Phoenix. E possiamo giocare? Ci è concesso giocare. Quanto ho di time out. Quanto sono buggati quando fai la simulazione. Vai. Contro il bad boy. Ma fallo dove? Ma fallo dove? Ma fa... Dai.
Kevin Johnson. Bosa fa Joe. Vabbè ragazzi, ma cosa vogliamo dire? Ma ci serve un play? Assolutamente no. C'è Kevin Johnson. Oh, zio can, zio can. Perdiamo gli anni con questi time out. Possiamo fare il time out? Niente, vietato. Vietato ai minori di 18 anni. Uè. Ok. Faccio. Bravissimo. Meyerly. Fa la cagata Meyerliana. E però stava recuperando Meyerly, peccato. Merda, 3 punti. Calma. Kevin Johnson ragiona. Mi mancano le triple. Guarda come marcano questi, oh. Niente, non ne metto una, né da 2, né da 3, né da 5. Dalla media e dalla lunga non ne metto più, fioi. Si è inceppato qualcosa. Che cazzo. Recupera bene qua Detroit. Siamo in difficoltà comunque, Barkley. Bravissimo Barkley, vede West. Johnson. West. Sì. Bravo Kevin, questo è stato veramente un bel assist. Ecco. Dennis Rodman 4-7, non in gran serata oggi. No, ma perché sbaglio così? Ma perché? Forse è nostra, speriamo. Mamma mia, come tiro male, oh. Vediamo se... My God. Adesso sì che so cazzi, Detroit mette il muso davanti, zio Canon. 5 punti di vantaggio buttati via proprio. Buttati proprio via. Allora, Hornacek non c'è. Sarà uscito per fallo, spero non infortunato. Un punto di vantaggio per i bad boy di Detroit. Guarda come marcano, zio, ok. Veloce, Cume, veloce. 4 secondi. Non riesco a bucarli. E perdiamo anche questa, è incredibile.
0-2 praticamente sarà impossibile imbastire qualcosa a Rodman. Finisce qua, vai a cagare. Mamma mia. Che crisi, signori. Crisi di risultati, non ne metto una da tre. Non riesco a fare un cazzo, fiori. Mi sto ciavando la conference, zio, che... Ma in realtà... vediamo. Siamo lì. Siamo lì. Ci svegliamo? Cioè, siamo ai playoff così, ragazzi, prendiamo solo che bastonate. Quarto, sembriamo in vantaggio, forse ce la facciamo stavolta. E arriva una vittoria finalmente, andiamo contro Indiana. Serve la vittoria anche a Indiana. Siamo molto vicini. 91, mamma mia. Vai, entriamo. Ce lo godiamo insieme questa finale di stagione, che se video sarà proprio lungo, chi se ne fotte. Palla Indiana purtroppo. In questo momento i tiri dalla lunga proprio non mi entrano. Mamma mia, quando Longley si gasa così, però è uno spettacolo Longley. Longley vuole anche metterla e la piazza, signori. Look, Longley. Grande Luke. Quanto mi casa Luke. Quanto è bello Luke. Saremo capaci di fermare la dinastia di Chicago. E Longley si prende anche il rimbalzo. Barkley. Jeff Hornacek, per piacere ragazzi, regalatemi una tripla. Forse questa va. Neanche questa, oh. E Longley ruba anche palla, ma non ha senso. Ma cosa volevo? No, sono un coglione. Volevo fare la giocata. Sono una testa di... E Barkley, mamma mia. L'arroganza di Charles, signori. Posso avere la... No. E allora, come cambio l'uomo? Io voglio... Ma porco zio, ma... Bello questo, sai che figa. No, scusate ragazzi, ma voglio capire... Ecco, forse adesso... Eccola qua, posso togliere questo? Si può? No? No, ho sbagliato. Perché, ragazzi? Ma no. Devo rifare tutto, raga. No, adesso perdiamo 2 ore. Zio cane, zio cane.
Ok. Ok. Sparo impestatissimo però, Impestatissimo fare un'anteprima. Eccola qua. Perfetto. Dai. No, no. Che stoppata di Barkley, signori. Che stoppata di Sir Charles. Siamo a 40 minuti adesso, ad essere messi bene, siamo messi male. Ormai finiamo la stagione. No, da solo. Come mi hanno fregato. No. No, vabbè, è truccato. È truccato. Me l'ha ciavata così. Ma che il porco. Niente, è impossibile, non riesco più a fare niente, non riesco più a vincerne mezza. Oliver, ma perché è entrato Oliver? Niente da fare. Non riesco più a giocare, Fiore. Phoenix calls timeout. They're trailing by 2. 7 seconds left to play in the final quarter. What do you think, guys? A chance to tie it up right here. They know what's at stake here, and so does their coach. They need a solid play to knock this one up. Seven seconds left in the fourth quarter. Here's Longley. So a close game sees Indiana take this one. Rolling out front, a tight one. And you know, in a close game,